Buonasera, buonasera ai telespettatori di Telechiara, buonasera a chi ci sta ascoltando e seguendo sulle frequenze di Blu Radio Veneto e buonasera alla piazza presente qui fisicamente questa sera a Cappella di Scorzè. Li ringraziamo perché hanno sfidato il vento e il freddo che sta imperversando anche sul nostro territorio e hanno deciso però di partecipare a questo dibattito pubblico, a questo talk show in diretta. Fatti nostri, la piazza torna quindi tra la gente, torna davvero in piazza per occuparsi dei problemi, delle situazioni, dei fatti che a volte dividono l'opinione pubblica, che stanno a cuore alle persone soprattutto. Il titolo di questa puntata già lo vedete in sovraimpressione: eletrodotto trasversale in Veneto, progetto blindato. Questo ci chiediamo e lo chiederemo ai nostri ospiti questa sera. Quindi, giusto per capire di cosa stiamo parlando questa sera, infatti nostri la piazza, stiamo parlando di elettrodotti e nello specifico di questo progetto particolare, l'elettrodotto trasversale in Veneto, un tracciato di circa 35 chilometri che unisce il veneziano al trevigiano. Andiamo da Scorzè, Martellago a Volpago del Montello, ma insomma tra pochissimo capiremo ed entreremo nel dettaglio dell'argomento del dibattito. Saluto subito però la mia compagna di viaggio che ci dà anche qualche coordinata per interagire. Buonasera Giulia Salmaso. Buonasera Elena, quindi coppia che vince non si cambia, Mai. Siamo io e te. Allora intanto ricordo anche i numeri per intervenire per i nostri telespettatori e anche per gli ascoltatori, perché la piazza è anche una piazza virtuale, anche chi ci ascolta da casa potrà intervenire. SMS 392 666 099, mentre il numero di telefono è il 340 94 34 843. Vi chiediamo di avere un po' di pazienza questa sera perché effettivamente il vento, veramente questa tormenta di neve che tra l'altro non ha passato indenne sopra la mia capigliatura ci sta dando qualche problema. Comunque leggeremo davvero tutto quanto. Direi quindi di cominciare a dare spazio alla nostra piazza, presentando, credo Elena, i nostri ospiti, sì. Cominciando anche con un ringraziamento, insomma la presenza di Terna questa sera. Chi costruirà poi questo eletrodotto ha deciso insomma di essere qui in piazza con noi. Di essere presente, non per niente ci sembra importante davvero il confronto pubblico e anche vivo, in diretta, credo non succeda spesso. Allora ringraziamo Adel Motawi che è il responsabile ambiente e autorizzazioni di Terna SPA, grazie per essere qui con noi. Terna è il concessionario nazionale per la distribuzione dell'energia elettrica, quindi cercheremo di capire questo elettrodotto perché sa da fare e come sa da fare. Ringraziamo anche Stefano Miotto, direttore di Confindustria Veneto, la SIAV in particolare, quindi la società che insomma fa anche consulenza e formazione per gli industriali. Grazie per essere qui. Un saluto a Vittorio Pellizzato del Comitato Cappella Vive, che è un po' anche il portavoce dei molti comitati che sono qui presenti e che avranno modo poi di intervenire durante la puntata. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Zanoni, europarlamentare. Grazie per essere qui, da storico ambientalista, però anche insomma quindi vicino a questi temi. Molti anche gli ospiti in piazza che andremo a presentare tra pochissimo, però abbiamo una buona abitudine, Giulia, che anche questa sera ci accompagna. Sì, per la seconda volta di seguito potremmo dire che insomma sta iniziando questa collaborazione con coloro che fin dalla scorsa settimana ci presentano un po' l'argomento della serata, ce lo presentano in modo un po' irriverente, ironico, ma sicuramente intelligente. Stiamo parlando dei ragazzi di Dollywood che spopolano sulla rete e insomma grazie a Telechiara anche, perché no, insomma sul digitale. Tra l'altro questa sera sono in sala, quindi riusciremo anche a dargli un volto tra pochissimo, ma intanto la copertina di Dollywood, vediamo. Buonasera, come sempre ecco la copertina fatta da Hollywood. Pronto sindaco? Sì, sono a Luigina del bar. Cosa che ho un cuoco. Io dico un cuoco ai clienti nervosi. E cosa che ne so io per chi sei nervosi? Devi dirmi vi altri. Un attimo. Marta, anche il toso è a che decaffeinato, va bene? E ora vogliamo o non vogliamo fare qualcosa? Cosa hai avuto mangiare? Mi sono stufa di ripetere sempre queste robe. Suppa di pomodoro, crema di pelati, tutto minestra in rosso. Sto quasi tutto fuori. Senza contare di tutti questi fenomeni strani che succede. Come quei fenomeni? Sono stufa di dirvi ogni volta. Sì, fenomeni strani, che vi capivo bene. No, non dico mica che sia colpa dell'elettrodotto, ma fatalità da quando con Gavin Pissà qua va via e testa tutti quanti.
No, no, non sta a torni in giro, se è la terza volta che c'hanno l'ARPA e noi che ne capisce niente. I commercianti va a far fare e intanto mi perdo clienti ogni giorno. Mi mandai da nuovo il tecnico per cortesia o no? Ecco, che è successo da nuovo? Che un scuglierino, ma e le spario. Cameriera, mi serve Sì, mi sei sparito dai masco ieri. Ah, cosa che ne so io mi dove che l'è andato? Dove dimmi o vi altri? E mi scusa. Brombe, vuoi detto qualcosa? no, lo trova. Ascolta, ma se è possibile che sto elettrodotto faccia tutti sti casini nel mio locale? Ah no, non mi interessa se non esiste studi che evidenziano effetti indesiderati. Mi sono stufa di cucinare i toast solo alle cose a television. Non puoi calcolare a distanza dei fili dell'elettrodotto per fare una inversione di fase magnetica e ridurre l'inquinamento. Poi da dire miste robe che gestisce un bar. E ora mi tifi sottoterra. Ah, ma costa massa, vero? E ora portai a corrente quel carioe, a me non mi interessa, basta che a fe finia. Ah, Maria Vergine, para queo. Ascolta che a moi devo che a minestra. No, no, go con io sindaco, go il cliente che si deve dividere la minestra da nuovo. Sì, divide la minestra. Dai, a divide in due. No, di certo col corteo. Senta, se me manda il tecnico subito, lo potrà vedere coi soci. Ma facci presto che qua robe va sempre peso. E allora gli amici di Dollywood li ringraziamo ancora davvero, chissà quante altre copertine ci regaleranno, insomma molto puntuali, precise, ironiche, Motaui, simpatica. Ho fatto un po' di traduzione simultanea perché qualche parola sfuggiva. Ha detto che lo userà adesso nelle presentazioni come video. Grazie davvero agli amici, magari chiuderemo anche simpaticamente con la copertina giusto per sdrammatizzare. Allora volevo salutare, prima di cominciare proprio il dibattito, i presenti in piazza, i presenti tra virgolette illustri. Saluto il sindaco di casa che ci ospita, Giovanni Mestriner, sindaco di Scorzè, ma c'è anche il sindaco di Zero Branco, Mirko Feston, che sono due dei 9 sindaci coinvolti nel territorio del tracciato appunto dell'elettrodotto trasversale in Veneto. Saluto anche i 2 assessori all'ambiente delle province di Venezia e di Treviso, Paolo Dalla Vecchia per Venezia, Alberto Villanova per Treviso. Grazie per essere qui, tra l'altro per entrambi è un po' un battesimo della televisione, quindi ci fa piacere che abbiate scelto Telechiara per farlo. Salutiamo anche Roberto Cavazzana, che è un ricercatore, un fisico, lavora al CNR, lo ringraziamo per essere con noi questa sera e per darci una mano a capire anche a livello super partes effettivamente alcune cose magari tecniche, e in molti comitati poi avremo modo di salutarci e di intervenire. Giulia, entriamo nel vivo di questo dibattito e allora subito per cominciare io chiederei questo, la domanda usando toni manzoniani è proprio questa: l'elettrodotto trasversale in Veneto sa da fare o no? Un elettrodotto, lo ricordiamo, 35 km circa, 380.000 volt di tensione, sono coinvolti appunto 9 comuni, 9 comuni il territorio di questo tracciato che va da Martellago, Scorzè, arriva fino a Volpago del Montello, dove verrà realizzata una nuova stazione. È un tracciato che taglia da nord a sud una linea che è continua invece da est a ovest, e quindi capiremo anche la strategicità, se c'è, di questo tracciato. Molte polemiche, molti anni di concertazione, di contrattazione. Allora chiediamo subito a lei, Adel Motaui, questo elettrodotto sa da fare e perché sa da fare? Allora, intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui, è un'occasione per fare chiarezza un po' su quest'opera. L'esigenza di quest'opera nasce da 2 aspetti fondamentali. Il primo è che la vostra regione ha un deficit energetico di più del 50%, parliamo del 57,6%. Questo significa che in regione viene prodotta meno della metà dell'energia necessaria per questa regione. Questo significa che l'energia deve raggiungere questa regione attraverso le autostrade dell'energia, che sono gli elettrodotti. Ecco,
Questo aspetto è sicuramente molto importante. Il secondo è il fatto della sicurezza dell'approvvigionamento, cioè l'energia deve riuscire a raggiungere questo territorio. L'energia segue gli elettrodotti, la rete di elettrodotti ad altissima tensione nella regione purtroppo è deficitaria e quindi abbiamo bisogno di creare nuove strade affinché l'energia possa raggiungere, qualora ci siano dei servizi, e purtroppo sono frequenti e sono molto probabili in regione, possa raggiungere il territorio attraverso altre strade. E quindi è un'opera assolutamente importante per garantire la sicurezza del sistema elettrico. Quindi è il fabbisogno energetico a richiederne la realizzazione sostanzialmente. Fabbisogno e sicurezza. Ci deve essere energia e questa energia deve poter raggiungere i consumi. Da dove arriva la maggior parte del fabbisogno energetico? Dalle industrie, ci verrebbe da dire? Esattamente. E l'industria poi magari c'è una slide che volendo si può anche mandare, chiediamo anche alla regia se si può mandare la slide proprio sul fabbisogno energetico del Veneto. Quindi se sono proprio le industrie a richiederlo, Stefano Miotto ce lo conferma, che le industrie sono alla canna del gas, ci verrebbe da dire, con l'energia. È così o non è così? Anche in un periodo di crisi dove molte industrie stanno anche riducendo in realtà la produzione. Sì, buonasera a tutti. Due considerazioni. La prima cosa, effettivamente le interruzioni costituiscono per le imprese una perdita di competitività. Siccome la situazione penso sia stata, ma insomma avremo modo di approfondirla penso nel corso della serata, la situazione è stata ben già illustrata dal dottor Motawi, il problema effettivamente è quello delle interruzioni che crea effettivamente per le nostre imprese delle perdite di competitività. In uno scenario molto importante da considerare, cioè il fatto che l'elettricità costa il 30% in più di quella che è la media europea in Italia, e questo effettivamente è un'ulteriore perdita di competitività che in questo periodo, in un periodo di crisi, è estremamente rilevante. Cioè, il problema di fondo è: noi non possiamo soltanto puntare sulla competitività delle imprese, dobbiamo puntare molto sulla competitività di quelli che possono essere considerati fattori di sistema. Tra questi c'è anche quello energetico. Se noi continuiamo a pagare molto di più degli altri, è evidente che da un lato siamo meno competitivi noi, ma dall'altro, consideriamolo bene, siamo anche meno attrattivi nei confronti di eventuali altri investimenti esteri. Proprio di recente, lo dico come abbiamo avuto un caso in cui un'azienda multinazionale doveva scegliere se restare localizzata qui o chiudere qui un'unità produttiva per tenerle aperte in altri paesi europei. Questi fattori sono fattori che entrano in queste valutazioni e quindi da questo punto di vista, oltre al tema delle interruzioni, c'è anche il tema della competitività e del costo dell'energia. Quindi il costo dell'energia elettrica può portare addirittura a decisioni di delocalizzazione. È uno dei tanti fattori, non è l'unico, è evidente, sarebbe assurdo dire che è l'unico fattore, ma sicuramente incide. Vittorio Pellizzato, i comitati non sono d'accordo a questo progetto, non tanto forse alla esigenza o fabbisogno di energia elettrica, ma a questo progetto. Voi che cosa dite? Queste sono le motivazioni forti appena arrivate da Terna e dagli industriali, voi cosa rispondete? Ma buonasera a tutti intanto. Io risponderei cominciando a rovesciare un po' il discorso. Io farei una brevissima cronistoria, quindi avrò bisogno di un momento di tempo, e poi trarre delle iniziali conclusioni. 2001 il CIPE delibera una necessità di un Venezia Nord Cordignano e delibera anche la necessità di un elettrodotto Cordignano-Linz. Piani di sviluppo di Terna, o meglio del gestore 2001-2003, conferma, 2004 anche. 2005-2006 cambia tutto, non ci sono più queste conferme, macro alternative, cioè percorsi diversi, 3 macro alternative. Una, Venezia Nord, Salgareda, Cordignano, uno Venezia Nord, Cordignano, in uscita Venezia Nord, preciso, è la stazione di Gardigiano di Scorzè, cioè Scorzè. Uscita sui cavi esistenti di questa linea che va verso Re di Puglia, intercetta le autostrade, corre lungo le autostrade e arriva a Cordignano. Terza, quella in discorso, cioè Venezia Nord Volpago. Benissimo. Terna rispetto a questo fa tutta una sua valutazione e sceglie la linea 1, che sarebbe quella Venezia Nord Volpago. Dice informalmente avallata dalla regione.
Poi inizia un processo concertativo con le province. Quali province? Quella di Venezia? No, lo dice Terna, non lo dico io. Quella di Treviso. Poi sentiremo. Quella di Treviso, noi abbiamo parlato con il precedente assessore all'ambiente e con il presidente, e dice che ha avuto all'inizio del 2077 incontri. 77 incontri. Con chi? Con Terna? No, forse no, li ha avuti con i comuni. Allora, cosa si è verificato? Terna una pressione terrificante sui comuni che hanno le capacità che hanno, tecniche, per dire cosa? O accettate il progetto o io passo comunque perché ho dalla mia la legge obiettivo e la regione. Questo è il concetto sostanziale. Vi tolgo gli elettrodotti, possiamo concordare, ma questa è la strada. Cosa comporta per il territorio attraversato? Ecco, arriviamo al... Il problema del territorio attraversato è che c'è un discorso di accettabilità sociale. Se io ho timore, non pianto sul territorio, non lavoro sotto, non sosto sotto, non vi abito sotto e non compro sotto. Il ragionamento dei dati epidemiologici, lasciamolo stare. Avremo modo poi di entrare nei dettagli, nelle cose. No, perché li ha già risolti la Regione Veneto. La Regione Veneto, con la legge 27 del 93, dice 0,2 microtesla è la fascia di protezione della gente. Punto. Cosa significa? Tu devi stare a 150 metri minimo. Però se io uso un elettrodotto di un determinato tipo, i carichi li decide Terna, può arrivare fino a 250 metri 0,2 microtesla. Questo è quanto ha deciso la Regione nel 93. Legge nazionale, la prima la legge quadro, poi la legge attuativa, anzi un decreto del Presidente del Consiglio, 2001-2003, fine 2001, fine 2003, tanto per chiarire quando si è fatto. Quindi sulla pressione forse, non nostra dei comitati, forse di qualche soggetto forte, stabilisce che per legge non fanno male i 3 microtesla, cioè 15 volte di più di quello che ha stabilito la Regione. Sulle linee nuove però, perché su quelle vecchie sono i 10 microtesla. Perché avevano evidentemente anche delle tecnologie diverse, poi cercheremo di capirlo. No. Non esistono Arriviamo magari, Vittorio, dunque di cosa vi preoccupa, perché poi abbiamo modo di ritornarci. Noi siamo preoccupati di un sacco di cose, però è queste qua. Allora, Venezia dice il mio territorio lo gestisco io e lo gestisco così. Tu stai lontano dalle fonti fisiche con questa fascia. Arriva Roma e dice no. Tu stai lontano quanto? 250 metri? No, 28. Terna naturalmente cosa sceglie? Sceglie quella del Veneto? In Veneto? No, sceglierà quella di Roma. E quindi sta a 28 metri. Cosa significa una fascia? Questa fascia? Questa fascia significa, primo, i 2 comuni della provincia di Venezia, un anno sì, un anno no, devono entrare nell'area metropolitana. E quindi significa che avranno dei problemi di abitazioni, cioè ci sarà una pressione abitativa di un determinato tipo. Il resto è nel triangolo Venezia, Treviso, Padova, ovviamente è in un'area ad altissima intensità abitativa. Ma non c'è solo questo. Questa zona, sia Martellago, sia Scorzè, sia tutta l'area verso il Trevigiano, è una zona di grandissima produzione, di grandissima qualità, soprattutto di ortaggi e di frutta. Lavorazione su terreni, proprietà piccole, con serre, ad alto quantitativo di lavoro, quindi molto specializzata, quindi una specie di piccola industria, altro che terreno che non serve a niente. Avete la preoccupazione che sia per la svalutazione degli immobili, sia per l'alta densità abitativa, per le coltivazioni, per il paesaggio. Noi dobbiamo considerare... Finiamo il giro, Vittorio, però. Sì, ma chiedo un minuto di più a lui, se loro non me lo danno. Ecco, ma Zanoni sa che ha un minuto in meno. Allora, quanta è la perdita complessiva? 250 milioni di euro minimo. Basta prendere questa fascia, la perdita di valore, si vende un terreno, è una perdita del 30, 40, 50, 60%, non sotto l'elettrodotto, ma nei pressi dell'elettrodotto. Quindi, qual è la soluzione che noi proponiamo? Noi proponiamo la soluzione di Terna, quella del CIPE, quella di Terna che ha confermato, poi l'ha riproposta nelle macro alternative, quella che va bene ai sindaci, quella che va bene alla regione, perché la regione, la provincia di Venezia nel frattempo ha detto l'elettrodotto deve essere interrato. La provincia di Treviso ha fatto la collaborazionista,
brutta parola, ma così è. Poi daremo voce. La provincia di Venezia no. Sì. Allora noi utilizziamo, la leggo. Cosa proponete quindi? Sì, la leggo, la macro alternativa. Sì. Dice, è di Terna. Sì. È una delle alternative, È l'alternativa 2, c'erano. uscita dalla stazione elettrica di Venezia Nord, utilizzando il tratto in doppia terna esistente dell'elettrodotto a 380 volt Venezia Nord Salgareda, affiancamento all'autostrada A27, io non ho né aggiunto né tolto nessuna parola, e al nuovo tratto dell'autostrada A28 che va da Cordignano a Sacile, per poi raggiungere Cordignano, poi tale alternativa è composta da 2, insomma, ecco, questo. Ma noi lo chiediamo in interrato, interrato. Cosa significa interrato? Questa proposta è in interrato. No, benissimo, vi fermo qua. Posso finire? Sì, velocissimo però, perché altrimenti molto veloce, molto veloce. No, voglio mettere tutto sul piatto. Perché siamo corretti con tutti, quindi sì, poi discutiamo, adesso andiamo un po' alla sintesi, perché sennò non poi discutiamo non della cosa. Interrato, la provincia in Friuli, 2 province, Udine e Pordenone, hanno chiamato la più antica ditta tedesca e ha detto: vieni qua, spiegami. Di fronte alle associazioni di categoria, ai consigli provinciali, la più antica ditta tedesca dice: il costo di interrato è 2,6 volte l'aereo, la dispersione di energia cala drasticamente, la durata del cavo interrato è doppia, le rotture e il rischio di incidentalità vicine allo zero, il costo di manutenzione è 30% inferiore. L'unico svantaggio è che la rottura del cavo può comportare l'aggiustamento dai 2 ai 10 giorni, ma il rischio, poi ve lo dirò qual è praticamente vicino allo zero. Abbiamo tecnici qua che possono dircelo, poi cercheremo di capire. Qual è il punto? Sì. Terna, perché Vittorio, vuole l'aereo? Prego, però adesso Terna, di chiudere. perché vuole l'aereo? Perché vuole l'aereo? Perché Terna, il suo vantaggio... Adesso lo chiederemo a Terna perché vuole l'aereo. Beh, insomma, ce li abbiamo qua, chiediamo loro perché lo vogliono. Perché vuole spendere meno. Terna vuole spendere meno. Vedremo se è così. Vorrei dire 2 parole su... Vittorio, adesso passiamo ad Andrea. Andrea Zanoni. Allora, Andrea Zanoni, Vittorio mi scusi, ma poi c'è modo di ritornarci. Allora, Andrea Zanoni, europarlamentare, quindi magari anche con una visione allargata di queste problematiche. Perché la sua posizione non è a favore di questo progetto? Allora, io innanzitutto sono diventato europarlamentare da settembre, quindi da poco. Ho sempre seguito le tematiche che interessano il territorio relative alla tutela dell'ambiente ma anche della salute. E comunque ho avuto, soprattutto da settembre, possibilità di vedere quello che accade anche in Europa. Ad esempio, in Belgio, a Bruxelles, gli elettrodotti non si vedono. Ma non è che non si vedono perché non esistono, ma perché praticamente li fanno pressoché tutti interrati. Io credo che se ci sono intere nazioni che hanno capito che devono essere fatti interrati per una serie di motivi e quegli elettrodotti non hanno problemi tecnici e funzionano molto bene, vuol dire che questa non è un'alternativa impossibile da raggiungere. Questa era la prima cosa. La seconda cosa che mi viene da dire è anche questa è un'opera che è stata ancora pensata verso il 2000-2001. Una decina d'anni ormai quasi. Siamo 12. Allora, sono passati tanti anni, di mezzo c'è stata la globalizzazione, la delocalizzazione e c'è stato anche un modo nuovo di vedere quello che è il concetto dell'energia. Tant'è vero che abbiamo avuto anche il referendum che gli italiani hanno voluto bocciare sulle centrali nucleari. Quello che deve essere, secondo me, il futuro è quella dell'energia, del federalismo dell'energia, l'energia prodotta in casa e distribuita nelle zone circostanti, penso al fotovoltaico, all'idroelettrico. È un'alternativa interessante che poi questa magari invece, faremo commentare. Questa qui che cos'è? È una grande autostrada energetica che non ha caselli, che non porta nessun vantaggio per le popolazioni attraversate e che è fatta per transitare dei flussi corrente molto importanti che secondo me fanno parte ormai di quella che sarà la preistoria, ovvero prodotti in grosse centrali a carbone, a metano e quant'altro, che stando a quella che è la nuova tabella di marcia dell'Europa anche per combattere quello che è l'effetto serra, i gas nocivi dell'effetto serra, quindi a combattere l'anidride carbonica che sta creando quello che vediamo tutti i giorni, è quello di ridurre queste emissioni. Per ridurre queste emissioni dobbiamo smettere di comprare
Questo ci consentirà di smettere di comprare il gas da Putin, il petrolio dagli arabi. Naturalmente questo comporterà grossissimi investimenti per la green economy e sicuramente queste sono opere che non serviranno a questa nuova strategia europea. Tant'è vero, e questo è l'ultimo dato che vorrei dare, l'Europa attualmente ha una tabella di marcia che vuole ridurre del 20% entro il 2020 le emissioni di anidride carbonica. Le nuove proposte che stanno girando oggi in Parlamento, ed è stata approvata una relazione proprio la settimana scorsa in Commissione Ambiente, è quella di arrivare addirittura nel 2050 a un calo dell'80-90% di anidride carbonica. Questo si fa solo con la green economy. E noi stiamo parlando invece di un'autostrada dell'energia delle grosse centrali che devono far parte del passato. Quindi è una mentalità vecchia. Poi Motawi ci darà la sua impressione. Ci siamo dilungati un po' con Vittorio Pellizzato, siamo già quasi alla fine del primo blocco. Giulia. Sì, volevo intervenire giusto per dare qualche spunto che viene anche degli sms di questa sera. Effettivamente tracciato sotterraneo, tracciato aereo è già una delle cose che è stata domandata. Schermate anche l'elettrodotto lungo le autostrade, sicuramente ci sarà modo di parlarne. Poi insomma ci sono una serie di sms pro, soprattutto pro, devo dire, a favore delle persone che sono intervenute questa sera. Ricordo che il numero di sms è leggermente cambiato, anche per chi ci sta ascoltando attraverso Blu Radio Veneto, per permettere appunto di intervenire a tutti. È il 346 84 33 522, quindi fa fede quello che vedete scritto in sovrimpressione, perché appunto stiamo cercando di sviare, ce la stiamo facendo benissimo, devo dire, con i piccoli problemi di bufera che insomma ci stanno un po' attaccando questa sera. Ma è arrivato il momento di dare la pubblicità. Noi ritorniamo qui in diretta a Cappella di Scorzè tra pochissimo, rimanete con noi. Ben ritrovati in diretta con Telechiara. Questa sera la piazza ha raggiunto Cappella di Scorzè. Siamo in diretta proprio dal patronato della parrocchia che ci sta ospitando. Li ringraziamo per parlare di elettrodotto trasversale in Veneto, questi 35 km di tracciato proprio da Scorzè, da Venezia fino a Volpago del Montello, moltissimi comuni attraversati. Prima della pubblicità abbiamo capito quali sono le carte in gioco, le carte contenutistiche, concettuali di questa sera. Siamo in debito, Elena, se non sbaglio, di qualche replica e soprattutto di sentire anche gli altri ospiti che stanno intervenendo alla nostra trasmissione. Io vi ricordo che potete farlo anche voi da casa attraverso gli sms, attraverso questo numero che è particolare per questa sera, 346 8433 522, altrimenti telefonando ci aspettiamo anche le vostre telefonate al 340 9434 843. Sì, grazie Giulia. Abbiamo sentito le ragioni di Terna, le ragioni degli industriali e le invece motivazioni della contrarietà da parte del Comitato Cappella Vive e di Andrea Zanoni, europarlamentare. Sono stati tirati in ballo però anche le province che devono fare un po' da collante, se vogliamo, da mediatori tra gli enti locali, i sindaci, i comuni e anche la regione che deve esprimersi in merito a questo progetto. E allora io andrei subito brevemente a sentire quella che è la posizione in questo caso dei due assessori all'ambiente delle province di Treviso e di Venezia che abbiamo qui. Alberto Villanova, assessore all'ambiente della provincia di Treviso, tra l'altro insomma è anche lui un po' la prima volta che interviene televisivamente, ci fa piacere tenerla a battesimo. Villanova, qual è la posizione della provincia di Treviso, in particolare e poi anche il suo pensiero in merito a questo progetto? Grazie, buonasera a tutti. Beh, la provincia di Treviso ha una posizione che è quella del coordinamento delle amministrazioni comunali. Il nostro obiettivo è quello di sostenere i comuni. Abbiamo subito questo progetto, è un progetto che ci arriva dal Ministero, e devo dire noi avremmo fatto volentieri a meno di questa incombenza, però non siete gli unici a quanto pare che vorrebbero. Devo dire in maniera responsabile, nel momento in cui questo progetto è arrivato sul territorio abbiamo affiancato i comuni, abbiamo affiancato i sindaci nella discussione con Terna. È per questo che sono stati fatti decine di incontri con Terna e i comuni. Sono stati fatti presso la sede della provincia proprio per dare assistenza anche tecnica e legale ai comuni e ai sindaci.
Questo perché? Perché è il fine della provincia, quello di coordinare il territorio. Certo. E devo dire, da giugno, quando seguo questo progetto, abbiamo avuto veramente molti incontri. L'ultimo incontro che abbiamo avuto con tutti i sindaci ha avuto come esito quello di scrivere una lettera alla Regione per essere convocati tutti assieme, in modo che la Regione dia un parere su quest'opera, esprima la validità di quest'opera e quelli che sono i fini di quest'opera. Siamo in attesa di essere convocati dall'assessore all'energia e io spero che a breve di avere un incontro proprio per Assessore chiarire. Giorgetti, quindi, Esatto. che avevamo invitato. Ricordiamo che l'assessore Giorgetti è stato invitato, domani ci sono gli stati generali del PDL a Verona, quindi è impegnato in riunione, altrimenti sarebbe venuto, è assolutamente giustificato. Alberto, abbiamo capito brevissimamente che aria respirava in questi incontri con i comuni, con i sindaci quindi, ma anche con qualche cittadino, immagino. Ovviamente l'aria è tesa, perché nessuno vuole... C'è tensione, vabbè, tensione, permetteteci la battuta. Assolutamente, altissima tensione. Nessuno vuole sul proprio territorio un'infrastruttura del genere, è innegabile. E quello che io vorrei sentirmi dire dalla Regione o dagli enti superiori a noi è: quest'opera serve al territorio, e se serve qual è la linea, diciamo il disegno della linea che ha meno impatto sul territorio, perché noi qui stiamo parlando di diverse linee, però anche se venisse cambiato, diciamo, il progetto, noi ci potremmo trovare tra un anno in un'altra piazza a fare un'altra trasmissione con altri comuni. Quindi noi dobbiamo sapere qual è il fine di quest'opera. Tra l'altro, se non sbaglio, avevate chiesto perlomeno che Terna garantisse la dismissione delle linee vecchie che vengono. Poi questo è un altro argomento che apriremo, insomma. Questa è una condizione necessaria affinché la provincia valuti quest'opera, perché noi come provincia di Treviso non possiamo accettare una linea nuova senza la dismissione delle 3 linee, quindi per i 30 km circa di linea nuova ci devono essere gli 89 km di dismissione. Stiamo parlando di 3 linee che passano sopra le case, attualmente passano sopra le case, e noi non possiamo prevedere che sul nostro territorio venga messa una linea senza queste dismissioni. Certo, chiarissimo, sono linee tra l'altro a tensione più bassa, 130-220 kV, quindi insomma poi andremo a capire. Dalla Vecchia, la provincia di Venezia invece ha una posizione forse più netta. Sì, la provincia di Venezia ha una posizione semplice e anche chiara, nel senso che in provincia di Venezia ci sono 2 comuni interessati al tracciato, Martellago in parte e sicuramente Scorzè, e non a caso siamo a Cappella di Scorzè. Sopra passerà l'elettrodotto, si dice. Non siamo in un posto a caso, non a caso, i nostri infatti dobbiamo ricordarlo proprio per questo. Ebbene avete fatto anche a convocare questa piazza, sulla piazza interessata a questa opera. Allora, sono evidenti, le abbiamo ascoltate con attenzione, le posizioni di Terna, società per azioni, che ha un obbligo istituzionale e una missione anche come nei confronti dei suoi azionisti, che è quella di ammodernare, fare il revamping dei propri impianti e quindi perseguire l'efficientamento energetico delle proprie strutture. Questo è evidente, come evidente la posizione dell'associazione industriale, che chiede sostanzialmente che non vi siano rischi di blackout in una regione fortemente industrializzata. Mi pare che siano 2 posizioni abbastanza chiare, ma chiara anche la posizione di noi che siamo amministratori locali. Come i comuni siamo stati eletti alle elezioni amministrative, rappresentiamo per un voto popolare, insieme ad altri portatori di interesse ma eletti, rappresentiamo quella che sono le nostre comunità. Queste 2 comunità, e diciamo che questa comunità ha avuto queste discussioni in questi anni per altre infrastrutture, ha pagato già un peso elevato, perché abbiamo il passante di Mestre che attraversa questo comune e è contermine con questa piccola frazioncina, abbiamo un casello sul passante che sarà inserito in questo territorio, quindi un secondo asso che viene caricato sul territorio. Si sta discutendo adesso sull'elettrodotto. È evidente che
dobbiamo anche ragionare per gli interessi generali, ma poi nel piccolo ci sono anche gli interessi di chi in qualche modo paga 3 volte delle necessità che sono della collettività. Allora la provincia di Venezia, attraverso un ordine del giorno di tutto il Consiglio provinciale all'unanimità, cioè di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, della sua Presidente e del sottoscritto che è la delega pro tempore all'ambiente, che cosa dice? Dice sostanzialmente un no, non vogliamo, non capiamo, non ragioniamo, ascoltiamo, concertiamo, discutiamo e facciamo valere anche le ragioni dei nostri territori. E le ragioni di questi territori sono quelle di dire: attenzione, qui tutto passa sopra di noi. E quindi che cosa chiede la provincia? Chiede sostanzialmente la valutazione di altri percorsi che sono stati bene indicati dal portavoce dei comitati e sostanzialmente l'elettrodotto non per linea aerea, perché noi in provincia di Venezia abbiamo una parte del nostro territorio con l'accordo Vallone-Moranzani che fa l'interramento per altre ragioni di linee elettriche importanti, di un elettrodotto importante, quindi diciamo che se vale per un accordo di concertazione per un'area della provincia può valere anche per altre situazioni. Concludo questo mio intervento dicendo questo: la provincia di Venezia non svolge, come tutto il sistema delle province scardinato e che va in qualche modo rivisto, ricordatevi che non ha solamente la competenza del coordinamento di comuni, perché il testo unico dell'ambiente attribuisce alle province un ruolo importantissimo su quella che sarà il parere della provincia, parere nei termini che sono quelli di diritto ambientali, in via nazionale. Siccome comunque sia legge obiettivo con termini ridotti, sia comunque legge ordinaria, la via nazionale dovrà essere convocata, dovrà essere attuata per questo processo amministrativo, il parere della provincia di Venezia ricalcherà quello che abbiamo detto. Sarà un parere tecnico dei nostri dirigenti funzionari del settore politiche ambientali, così come sempre avviene, perché la provincia è deputata a fare questo tipo di provvedimento, ma sarà anche un'indicazione di indirizzo amministrativo che dice: valutate, commissari della via nazionale, che la valutazione deve essere su più alternative e questo territorio legittimamente ha già pagato. Non c'è una contrapposizione con le ragioni degli industriali o le ragioni di Terna, è soltanto un ragionamento che è doveroso, perché come sempre se esiste una legge nazionale che dice va fatto un esame comparato su più ipotesi, l'esame comparato deve essere fatto e quindi per me non è questo un percorso blindato, come bene avete indicato nel titolo di questa trasmissione, è un processo aperto e questa sera siamo qui proprio per discutere, approfondire e cercare le ragioni di un processo che deve essere aperto e che deve sentire le ragioni di tutti, anche dei pochi abitanti di questo territorio che in qualche modo, forse l'urlo di una formica, cercano attraverso riunioni come questo di far valere la propria posizione. Chiarissimo, chiarissimo. Vabbè. Allora, visto che abbiamo capito anche quali sono le richieste delle alternative, e la nostra domanda, Motawi, scusate, era proprio questa: è un progetto blindato? Non lo è nel momento in cui c'erano appunto delle alternative. Partiamo proprio da queste. Allora, quali erano queste alternative che in parte sono già state citate e perché sono state scartate? Benissimo. Allora, intanto chiederei chiediamo alla regia esattamente, esatto, le slide che possono andare dalla 7, la 8 e la 9. Cominciamo con la 7, intanto, che sono proprio le alternative che erano state individuate. Benissimo. Allora, intanto mi preme dire che lo studio, l'individuazione delle alternative tende a valorizzare le infrastrutture che sono già presenti sul territorio e quindi le alternative sono state costruite ricalcando, ripercorrendo o strutture viarie o altri elettrodotti esistenti sul territorio. Questo consente di utilizzare meno territorio perché le fasce di rispetto delle infrastrutture si compenetrano e quindi abbiamo un'ottimizzazione dell'uso del suolo. Quindi vedete dalla slide, se vuole commentarla. Esattamente, anche. Allora c'era un'alternativa, quella che vedete più alla parte ad est dello schermo, quindi a oriente, a est,
essenzialmente ripercorreva un tracciato di un 380 kV esistente e poi di una linea elettrica che va verso nord. Il tracciato color giallo essenzialmente tende a ripercorrere dei tratti autostradali e invece il percorso, diciamo la parte occidentale a sinistra, un altro elettrodotto esistente e un 220 kV esistente. Quindi tutte le alternative sono state costruite valorizzando infrastrutture presenti sul territorio. Se andiamo sulla slide successiva. Sì, le alternative individuate, le interferenze. Esattamente. Quindi, giusto perché anche la regia così capisce, la 8 le interferenze. Ecco, abbiamo studiato queste alternative e poi vedremo nella slide successiva individuando e valorizzando una serie di indicatori che sono gli elementi di pregio che sono sul territorio per vedere come interferivano queste alternative su questi elementi di pregio. Questa slide fa vedere essenzialmente la presenza dell'abitato lungo queste alternative. Sappiamo perfettamente che ad esempio lungo l'autostrada passa vicino ai centri urbani, i centri urbani essenzialmente le case sono molto vicine a ridosso dell'autostrada, quindi vedete chiaramente il numero delle interferenze che sono associate ad ognuna di queste alternative. E anche l'alternativa orientale ha delle interferenze nella parte settentrionale e nella parte meridionale. Quindi riportando e valorizzando questi indicatori e questi elementi del territorio, vediamo l'ultima slide, grazie. Possiamo confrontare queste alternative, sono 3 alternative con 2 microvarianti, quindi essenzialmente sono 5 alternative. L'analisi degli indicatori, qui ovviamente non si riesce a leggere, ma il concetto essenzialmente è quello del semaforo, cioè l'aspetto territoriale che risulta essere più favorevole al colore verde, quello che è più sfavorevole al colore rosso è invece un valore intermedio al colore giallo. L'analisi è stata molto semplice, l'alternativa che ha maggiore presenza di colore verde è quella più favorevole e quindi come vedete l'alternativa 1, ovvero l'alternativa che è quella che abbiamo portato in concertazione sul territorio incontrando gli enti locali. Quindi la scelta dell'alternativa essenzialmente è stato l'esito di un lungo percorso di studio. Gli indicatori che voi trovate qui sono indicatori che sono stati condivisi a livello nazionale in un tavolo di VAS a livello nazionale con i ministeri e le regioni. Al tavolo ha partecipato anche la regione, questi indicatori sono stati discussi anche con la regione e quindi l'esito, ecco perché abbiamo sempre detto che l'esito di questa valutazione è stata fatta insieme alla regione, seppur informalmente perché non c'è nessun atto formale che sottoscrive, ma di fatto con gli uffici abbiamo individuato questi indicatori, applicando questi indicatori la scelta è stata lampante. Mottawi, la proposta che arrivava dai comitati, arrivava anche dalla provincia, questa linea lungo le autostrade, l'interrato, ecco perché, spieghiamo quali sono le interferenze in questo caso. Sì, prima di lasciar parlare il dottor Mottawi volevo intervenire io per dare insomma un po' il polso della piazza, perlomeno quella virtuale degli SMS. Continuano a chiedere l'interrato, interrato, solo interrato, spiegateci come si può fare l'interrato, quindi diciamo che anche dalla piazza la domanda, la vera alternativa che viene richiesta, dottor Mottawi, è proprio questa. Bene, allora rispondo immediatamente e colgo la palla al balzo. Allora, interrato, dovete sapere che ce lo chiediamo tantissimo anche noi, perché non l'interrato? Allora, ci viene detto Terna non vuole spendere. Ed è paradossale perché dovete sapere che Terna è remunerata attraverso la tariffa, attraverso quindi le bollette ai cittadini, è remunerata in funzione del valore degli investimenti. Quindi tanto più Terna investe, tanto più Terna, gli azionisti di Terna, e mi ricordo che ovviamente tra gli azionisti ci sono il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, quindi siamo una società dello Stato, tendenzialmente più spendiamo più veniamo remunerati. Quindi siccome il cavo interrato, e non è corretto il dato che ha riportato il collega sul valore del costo del cavo interrato rispetto alla linea aerea, per un 380 kV come questo, quindi altissima tensione, i valori sono oltre il 10 volte rispetto a una linea aerea. Quindi sarebbe una cosa meravigliosa, spendiamo 10 volte di più e guadagniamo 10 volte di più. Il problema è un altro, il problema, scusate, è chi spende. Chi spende sono i cittadini e tra la missione di Terna c'è quello ovviamente di garantire sicurezza, continuità, affidabilità e minor costo del servizio elettrico, quindi abbiamo una grande responsabilità, è quello di garantire un servizio al minor costo, maggiore qualità, massima qualità e minor costo e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un problema tecnico, ovvero quando c'è un disservizio su una linea in cavo interrato, visto che è sottoterra, bisogna scavare per individuare dove è avvenuto il disservizio. Questa è un'attività che prende settimane. Un disservizio di una linea in aereo... La piazza Mormora!
Mormora, la piazza Mormora. La piazza Mormora, Mottaui, perché allora, se non sono è felice. Allora, intanto si interviene a microfono, perdonate, ma altrimenti non vale la pena intervenire. Se non è un problema di costi a questo punto è un problema appunto di interventi di manutenzione, quindi lei ci sta È un dicendo problema, questo. allora, come vi ricordo che il problema principale è la sicurezza del sistema elettrico. Allora, noi dobbiamo garantire che la corrente arrivi all'utente finale. Se noi abbiamo per un lungo periodo un disservizio su una linea in cavo interrato, noi dobbiamo avere una rete circostante che supplisce quell'assenza. È un po' il principio dei vasi comunicanti. Se noi abbiamo un condotto che essenzialmente viene ostruito, l'acqua deve poter raggiungere la destinazione finale attraverso altri condotti, che in questo caso sono altri elettrodotti. Come vi ho accennato in precedenza, c'è una carenza di elettrodotti nella regione Veneto e quindi essenzialmente se va fuori servizio il cavo interrato non abbiamo la possibilità di far arrivare l'energia attraverso gli altri elettrodotti. Questo è il vero problema. Un altro inciso, Terna non è contraria all'elettrodotto in cavo interrato, al di là dell'aspetto costi che è assolutamente secondario. Abbiamo fatto cavi interrati, lo ricordava nel Vallone Moranzani, l'assessore, lo abbiamo fatto anche in Lombardia. Il problema è essenzialmente che in alcune porzioni di rete la presenza di altri elettrodotti supplisce l'assenza dell'elettrodotto in cavo qualora ci fosse il disservizio. In Lombardia c'è una grande ridondanza di reti e quindi questo è stato possibile fare, fermo restando che negli ultimi 2 anni di esercizio di questo elettrodotto in cavo interrato, un anno questo elettrodotto è stato fuori servizio. Qui la piazza chiedeva, e quindi all'estero come fanno? Ecco, all'estero non so se abbiamo una slide su questo, ma vi dico che non dati di Terna, ma sono dati internazionali. Sì. La 3 mi dicono, giusto per la regia, quindi la percentuale mondiale delle linee in cavo lineare. Ma più che la percentuale mondiale è la percentuale dei paesi più sviluppati essenzialmente. C'è una didascalia, se volete la possiamo leggere, ma parliamo della parte americana, nord Europa, e quindi abbiamo tolto quei paesi, non noi, chi ha fatto questo studio ovviamente, hanno escluso quei paesi in cui hanno un problema invece di sviluppo della rete e di industrializzazione. Ecco, allora la media dei paesi più sviluppati è dello 0,5%. La media nazionale italiana è dell'1%, quindi l'Italia ha il doppio di cavi interrati a 380 kV rispetto alla media internazionale. Quindi questo sta a dimostrare che Terna non è contraria al cavo interrato a 380 kV, ma è giustificato quando la situazione lo consente. Certo. C'è qualcuno dietro di te che sta mostrando dei grafici diversi. Allora, diamo la parola un secondo al grafico che sta commentando, poi arrivo anche da Paese Ambiente. Allora, anche per capire la presenza... A Davis Tibaldi, ricordiamolo, che fa parte del presidente del comitato Friuli Rurale, se non sbaglio, che anche loro sono interessati all'elettrodotto. Vorrei sottolineare che i dati che abbiamo appena mostrato non sono dati di Terna, sono dati di un istituto di ricerca internazionale. Prego. Sì, volevo però premettere una brevissima considerazione. Breve però, le chiediamo di essere sintetici perché siete in tanti, quindi l'Italia è un paese che da 20 anni non redige il piano energetico nazionale. Da 20 anni, lasciando mano libera a chi poi da controllato diventa controllore, cioè stabilisce le regole del gioco, cioè la Terna. Questa è la verità. Noi abbiamo di conseguenza le nostre regioni, anche la nostra a statuto speciale, che si guarda bene da redigere il suo piano. La piccola Slovenia fa il piano energetico nazionale e lo sottopone all'Italia per l'approvazione della valutazione ambientale strategica. Da noi questo non si va. Si va avanti con la tecnica dello spezzatino. Un pezzo di elettrodotto oggi, domani vedremo la seconda parte, poi la terza, in un contesto che non viene mai normato né progettato nel suo insieme. Lo Stato è reticente, è latitante in questo senso. Ora è chiaro che i comuni, le province si trovano nudi di fronte a un interlocutore che dice o così o niente, perché non c'è la mediazione dello Stato e anche le regioni si
adeguano e si appiattiscono su decisioni di Glielo chiediamo subito, perché abbiamo un rappresentante del nostro Consiglio regionale, Bruno Pigozzo, consigliere di minoranza. Grazie per essere qui. Uno degli enti chiamati in causa chiaramente è acceso, non si preoccupi, è la Regione. Quindi come avete affrontato questo piano energetico inesistente che in un qualche modo però va tamponato a livello locale? Ma io non posso che concordare con quanto veniva detto adesso, l'esempio del Friuli vale anche per il Veneto. Non avere un piano energetico significa lasciare che il percorso, l'iter istruttorio di questo intervento, come di tanti altri, le centrali a biogas, eccetera, possano così risultare senza una logica, e per cui l'impatto diretto poi sul territorio passa in secondo piano rispetto alle esigenze impellenti di chi ha bisogno di energia in questo caso. Di fatto la Regione Veneto non ha ancora rilasciato l'intesa formale per quanto riguarda la legge obiettivo che veniva ricordata prima con il Ministero per dare l'ok definitivo a questa realizzazione. Quindi ci state pensando ancora in buona sostanza? Preciso che sono consigliere di minoranza e da 1 anno e mezzo, 2, insomma, consigliere entrato in Regione. C'è una risposta approvata dal Consiglio regionale nel 2003, la quale dice testualmente che vanno valutate tutte le alternative che privilegiano infrastrutture esistenti o in affiancamento o utilizzando corridoi infrastrutturali esistenti. Sulla base di questo indirizzo, credo, Terna abbia formulato le ipotesi. Su quelle ipotesi la Regione non si è ancora espressa formalmente, solo informalmente, e questo è il dato grave. Cioè non è possibile che dal 2003 a oggi siamo ancora in questa bilancia che pende da una parte all'altra e che lascia i comuni e le province in balia, diciamo così, di affrontare il confronto diretto con Terna senza un interlocutore autorevole, perché lo dice la legge, che è l'autorità che deve rilasciare l'intesa, che è la Regione. Quindi faccio autocritica, nel senso che il Consiglio regionale ha dato un indirizzo, la Giunta regionale non si è ancora espressa. Io dico è una fortuna che non si sia ancora espressa formalmente, perché c'è ancora spazio per far valere quei principi che prima venivano dettati sia dai rappresentanti delle province sia, immagino, dai comuni, a quanto ho percepito in questi ultimi mesi. Quindi è inutile nascondersi dietro un dito, c'è una responsabilità amministrativa che la Regione deve giocarsi e deve farlo ascoltando il territorio. Allora, sulla programmazione, sulla lungimiranza, sui piani energetici, poi vorrei sentire anche Mottaui. Siamo quasi in chiusura del secondo blocco. Vorrei far finire a Davis Tibaldi e poi sentiremo anche gli altri comitati. Volevo aggiungere anche che Terna si sente autorizzata a non presentare le alternative vere, cioè l'interamento. Perché non lo fa? Perché non lo fa se altrove invece in terra è stata interrata la linea della Francia, che viene dalla Francia, una linea importantissima, strategica, sarà in corrente continua chiaramente, ma anche le nostre possono essere in corrente continua, per 190 chilometri è interrata, non solo, ma nell'ultimo tratto da Bardonecchia a Torino è interrata di fianco all'autostrada, cioè la stessa stupida cosa che chiediamo anche noi, ed è interrata, si badi bene, non con un'autostrada a partecipazione regionale come le nostre, ma con un privato, con Gavio. E allora al 50% la Terna si spartisce l'affare con un privato. Perché non si può fare qui al 50% con un pubblico, interrando la linea a beneficio di tutti e anche dei confindustriali che forse potrebbero essere meno ottusi, più aperti a una green economy che sta portando in altri paesi molti soldi, molta economia a scapito nostro. Allora, grazie al Davis Tibaldi. Poi vorrei andare a Paese, stiamo quasi andando in pubblicità, però quindi vorrei chiedere a Mottaui, prima di poi aprire, lo apriamo nel terzo blocco perché altrimenti non ce la facciamo, manca lungimiranza a livello statale, manca progettazione, mancano piani energetici. So che detta da voi probabilmente potrebbe non sembrare super partes, ma chiediamo anche a lei, insomma, un commento su questa osservazione di Tibaldi.
Allora, voi sapete che la normativa nazionale sulla liberalizzazione del sistema elettrico è il recepimento di una direttiva comunitaria e quindi liberalizzando il sistema elettrico abbiamo una produzione che è liberalizzata, quindi aperta alle indicazioni alle iniziative dei singoli e una distribuzione che è aperta lo stesso alla competizione. Questo modello di fatto ha fatto cadere la possibilità di una visione unitaria. Sappiamo che il governo sta pensando ad un piano energetico, tutti noi lo stiamo aspettando e quindi auspichiamo. Anche Terna lo sta aspettando. Noi dobbiamo andare in pubblicità, tra pochissimo le risposte e anche la voce ancora ai comitati. Elettrodotto trasversale in Veneto è un progetto blindato, continuiamo a parlarne tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta da Cappella di Scorzè, il talk show di Telechiara questa sera è tornato in piazza e sta dibattendo, si sta confrontando su un progetto di un elettrodotto trasversale in Veneto, 35 km di tracciato, una tensione 380.000 volt, circa 9 comuni interessati e una opinione pubblica ovviamente un po' divisa. Torniamo subito in diretta e diamo parola ad Adel Motawi di Terna, che è, lo ricordiamo, insomma, per chi magari si è sintonizzato solo ora, il gestore unico in Italia per la distribuzione dell'energia elettrica. Chiedono perché no all'interrato o perché Terna dice no all'interrato e sostiene, caldeggia invece il tracciato di cui stiamo parlando, che è un tracciato in via aerea. Benissimo, allora permettetemi di ricapitolare la situazione. Allora, abbiamo un'opera, tutti mi pare siamo d'accordo che è un'opera che serve, è un'opera che è stata approvata in un piano di sviluppo che è approvato dal governo. Abbiamo un'opera che è in legge obiettivo e ricordo che le opere che sono in legge obiettivo è perché le regioni hanno riconosciuto la valenza e la strategicità di queste opere e quindi hanno firmato un accordo con lo Stato per inserirle in legge obiettivo. Ricordo che quest'opera, come giustamente diceva la collega, ha 30 km circa di nuovo elettrodotto, ha 86 km di smantellamenti, quindi 86 km di linee esistenti che passano sopra le case. Ecco, colgo l'occasione per un inciso, le immagini che vedevate scorrere sul video di quegli elettrodotti, quei tralicci vicino alle case, sono quelli elettrodotti che noi vogliamo smantellare e li vogliamo smantellare. Però non è scontato, no, cioè se non non è si raggiunge un accordo col territorio esattamente. non vengono... Allora, facciamo chiarezza. Allora, sono 10 anni che Terna sta concertando col territorio perché Terna, attraverso questa concertazione, raggiunge due obiettivi. Il primo è raccogliere le sensibilità territoriali per poter fare un progetto migliore. Il progetto che abbiamo raggiunto adesso dopo 10 anni di lavoro con gli enti locali è permesso di essere molto migliori rispetto a quello iniziale. Questo è un valore aggiunto per noi molto importante, fare un progetto migliore. Il secondo aspetto è parlare col territorio ci consente di capire quali sono le criticità territoriali, cioè la difficile convivenza che c'è tra gli elettrodotti esistenti e le case. Noi vogliamo risolvere questi problemi, ma abbiamo delle limitazioni normative, e cioè non possiamo aggiungere costo agli investimenti che pagano i cittadini attraverso la bolletta se non c'è un accordo col territorio. Se queste scelte non vengono condivise col territorio attraverso degli accordi sottoscritti, noi non possiamo chiedere al cittadino l'aumento del costo degli investimenti. E quindi questi 10 anni di lavoro con gli enti locali è volto a questo, proprio a raggiungere un accordo per poterci consentire, e noi lo vogliamo perché togliere questi elettrodotti dal territorio significa fare un progetto più sostenibile ed è quello che vogliamo. Chiaro. Arriviamo adesso al cavo. Perfetto. Poi Scusate. ritorniamo anche su questa cosa qua, poi, perché vogliamo capire, abbiamo anche due sindaci, se i sindaci l'accordo non lo raggiungono con la provincia, con la regione, che cosa succede? Certamente. Ma poi ne parliamo. Certamente. Adesso arriviamo al cavo. Sì. Allora, il cavo interrato faccio riferimento a dati internazionali, quindi non sono i dati di Terna, faccio riferimento al SIGRE, che è un organismo internazionale, tecnico internazionale. Allora, i dati statistici per un elettrodotto di queste dimensioni danno un tasso di guasto di 2 guasti ogni 3 anni per quanto riguarda gli elettrodotti interrati e danno un tasso di guasto di 2 guasti ogni 10 anni per gli elettrodotti in aereo.
Questi sono dati ufficiali, pubblicati, li trovate sulla bibliografia e su internet. I tempi di ripristino di questi guasti sono circa 25 giorni medi, quindi a volte anche di più e a volte anche di meno, 25 giorni per un intervento di ripristino di un cavo interrato, mentre abbiamo 8 ore come media per un elettrodotto in aereo. Questo significa che noi dobbiamo, garantendo la sicurezza, dobbiamo gestire dei disservizi per le linee che sono in cavo, che sono abbastanza lunghi. Allora, o abbiamo una rete che supplisce l'assenza prolungata di questi elettrodotti e quindi in loro assenza l'energia riesce a fluire nelle altre reti e raggiungere il punto di consumo, oppure siamo di fronte al rischio di blackout, cioè non siamo nelle condizioni di garantire l'alimentazione e porzioni di territori vanno al buio. Questo è il vero Quindi problema. il rischio di blackout è il motivo per il quale l'interrato viene, tra virgolette, messo nettamente da parte. Io vorrei sentire Elena, a parte la piazza, questa sera ci siamo così, abbiamo osato, abbiamo chiamato un tecnico, dico super partes, anche se già qualcuno ha detto ma chissà chi sarà, chissà perché, chissà se è veramente super partes, lei perché non ha mai conosciuto nessuno di Terna, ve lo posso assicurare, dottor Roberto Cavazzana del CNR di Padova. Assolutamente Roberto, buonasera. Buonasera Giulia. Non conosci nessuno di Terna, No. sai super partes assolutamente. Roberto è un ricercatore, uno scienziato, un fisico che lavora tra l'altro al consorzio RFX di Padova, CNR, quindi insomma si occupa peraltro di energia, ma energia nucleare in senso assolutamente lato. Prima di capire insomma che cos'è un campo elettromagnetico, io vorrei sentire un po' te su questa cosa dell'interramento. Ne parlavamo prima. Tu sei d'accordo con Terna in questo senso? Cosa comporta un interramento in più o in meno? Ci sono degli elementi che ha spiegato che sono... Avviciniamo il microfono. Ci sono degli elementi che sono reali, cioè quello per esempio del costo, effettivamente il costo è un fattore 10. Bisogna tenere in conto il fatto che non c'è solo il costo del cavo vero e proprio dell'impianto, ma anche tutto quello che va intorno, perché un conto è gestire una linea aerea, che è più facile da gestire, è più difficile gestire anche da un punto di vista della... ha il costo molto elevato. Sulla base degli studi dell'Università di Ci ha detto Padova. che non è un problema di soldi. No. Vabbè, comunque... Che costa 10 volte. Non l'ho valutato io, l'hanno valutato i miei colleghi di ingegneria elettrica, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica di Padova, scrivono articoli continuamente su questi, fanno le analisi dei costi continuamente, man mano che si aggiornano le tecnologie, migliorano, cercano di adeguare alle nuove tecnologie le valutazioni dei costi e questo è il costo Comunque vivo. il problema costi è secondario in Però ogni caso, era il già costo, stato detto. il problema, diciamo, uno dei problemi, qual è la differenza sostanziale da un punto di vista, ovviamente una linea produce questi campi elettromagnetici, i campi elettromagnetici hanno degli effetti sulla salute, uno fissa il livello della soglia che è una normativa, quella normativa del Veneto in realtà recepisce delle indicazioni che vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è queste frazioni di microtesla, e in base a queste definizioni si definisce qual è la fascia massima di, diciamo, accettabilità. Sì, state a sentire perché improvvisamente il comitato comincerà a diventare simpatico, Roberto. Allora, questa fascia di accettabilità si aggira, anche lì dipende tecnicamente poi dalle esatte caratteristiche della linea, ma siamo per le linee aeree dell'ordine dei 100 metri, 100, 150, 200 metri, per le linee interrate siamo dell'ordine dei 20 metri. Questo è il punto fondamentale. Allora, poi qual è la differenza? C'è un'altra differenza, che se io mi metto esattamente sotto la linea interrata fa più campo, cioè ha un campo più elevato, che sono qualche decina di microtesla, mentre se io sono sotto un elettrodotto la corrente è un po' più basso. Però questo, diciamo, è marginale, nel senso che comunque... A livello zero? No, non a livello 1,5 metri? No, chiaramente a livello del zero, suolo. ma si calcola 1,5 metri di altezza. A 1,5 metri di altezza il picco di centro è più basso di quello dell'elettrodotto aereo. Però i bambini sono più piccoli di Però- 1,5 metri. Si calcola 1,5 metri. Comunque, al di là, cioè, comunque sono, allora, specifichiamo, non sono valori... capire sul scusi, serio. no, Allora, scusa, tecnicamente, allora, Roberto... non sono valori molto diversi, il valore in centro del cavo, cioè il fatto che sia aereo o a terra, non sono valori tanto diversi. Diciamo che il valore diverso è il valore alla distanza che poi determina la fascia di accettabilità da un punto di vista... Che quindi è un po' più restrittivo. Che è più restrittivo, rispetto chiaramente. all'aereo. Allora, dove sta il vero nodo del costo? Il vero nodo del costo sta sull'impatto del territorio. Allora, è chiaro che se io prendo una statistica che mi dice le percentuali degli elettrodotti
negli Stati Uniti, per esempio, se devo attraversare il deserto del Nevada, non me ne frega niente che ci sono, cioè faccio la cosa più economica possibile, faccio una linea aerea. Diverso è il caso se per esempio prendiamo in considerazione territori densamente popolati, densamente abitati, tipo fortemente antropizzati, purtroppo anche in maniera un po' selvaggia, perché abbiamo situazioni territoriali anche degradate per poca organizzazione del territorio, e con questa dobbiamo fare i conti in qualche modo. E quindi in qualche modo questo è una valutazione più complessa, non basta semplicemente dire quanto costa la linea, no? Perché c'è un costo che è il costo, che poi è stato citato, del fatto della riduzione del valore, della poi accessibilità poi del territorio, chiaramente, perché se io costruisco anche in un territorio una zona che è vuota, però quella zona potrebbe servirmi per costruire altre attività industriali, altre attività residenziali. Roberto, ti faccio Quindi una domanda... non c'è, chiaramente anche queste cose qui sono questioni che vanno discusse e analizzate in maniera molto puntuale poi sui casi specifici. Io non posso da tecnico dare una risposta sì o no. Certo, quindi... non te la sto neanche chiedendo, però ti chiedo se, non so, ti compreresti magari una casa vicino a questo nuovo elettrodotto, tu che ne capisci i campi magnetici. Allora, io sono un amante del territorio, quindi a me dà fastidio l'elettrodotto, per cui 5 km dall'elettrodotto, ma non per motivi di salute, per motivi perché non mi piace, diciamo. Ma quello è un altro argomento, quello del però quello è un po' personale. Un altro argomento ma molto importante comunque anche se dovessi scegliere, chiaramente, io se dovessi stare a 40 metri da un elettrodotto interrato, anche a 20 metri ci starei tranquillamente, perché il livello che produce l'elettrodotto è pari al livello medio che abbiamo in casa, semplicemente accendendo il televisore o accendendo il tostapane, quindi non è che mi rovina l'esistenza. Se devo scegliere appunto, invece è un problema un po' più serio questo degli elettrodotti aerei per quanto riguarda la fascia che viene interessata. Certo, di edificabilità. Posso intervenire? Sì, poi andrei ai comitati anche presenti. Sì. Allora, intanto vorrei sottolineare che la norma nazionale è essenzialmente 33 volte più restrittiva della norma europea. Come tutti sapete esiste un regolamento comunitario che fissa in 100 microtesla il valore per la tutela della salute e i campi elettromagnetici. Controllatevi la normativa. Detto questo, la legge 36 che essenzialmente regolamenta la tutela della salute, nel recepire il regolamento europeo in applicazione del principio di precauzione ha ridotto da 100 a 3 microtesla per i nuovi elettrodotti e a 10 per quelli esistenti. Quindi è 33 volte più restrittivo proprio in applicazione del principio di precauzione per le nuove elettrodotti e invece 10 volte per quanto riguarda le linee esistenti. Ora, la norma italiana nazionale Terna ovviamente la rispetta, così come Terna rispetta tutte le norme vigenti. Quindi se ci sono norme vigenti, Terna deve rispettare queste norme, le vuole rispettare, c'è un procedimento autorizzativo, che ci sarà un procedimento autorizzativo, che ovviamente verificherà il rispetto alle norme e quindi sarà il processo autorizzativo a verificare se questo progetto rispetterà o non rispetterà le norme e vi posso assicurare che questo progetto le rispetterà. Il punto che la suggestione invece che coglierei è proprio quella relativa agli edifici. Allora, questo principio della svalutazione degli immobili vale sia per gli immobili esistenti che vengono svalutati rispetto al nuovo elettrodotto che arriva, ma vale anche agli edifici esistenti che vengono invece rivalutati per gli smantellamenti che sono realizzati e che noi vogliamo realizzare. E vi ricordo gli 87 km di linee che noi vogliamo smantellare. Allora, un rapido calcolo. Rispetto a questi elettrodotti, ecco, vedete sullo schermo, vedete dove sono collocati queste, scusate, permettete, fatemi finire. Quindi, allora sono 1800, scusate, abbiate pazienza. Finiamo il discorso di quante abitazioni, poi allora, andiamo ai comitati. Sono 1000 abitazioni che si trovano sotto gli elettrodotti esistenti che noi vogliamo smantellare, 1000 abitazioni, e sono 1800 abitazioni che sono inserite nella fascia di 100 metri rispetto alle linee che vogliamo smantellare. Stiamo parlando di rivalutazione di 1800 abitazioni. Se parliamo di un problema di percezione del rischio, prego? Quante abitazioni saranno stiamo parlando di 136 abitazioni che si trovano in una fascia di 100 metri dal nuovo elettrodotto, di 100 metri, e stiamo parlando, e non ci sono nessuna interferenza, non passiamo sopra nessuna casa, invece togliamo gli elettrodotti sopra 1000 case e li allontaniamo da 1800 case. Mottaui, diamo voce anche a Pezzato. Ma
Brevemente, perché poi ci sono i colleghi che vogliono intervenire. Quindi... scusatemi, visto che siamo a Cappella, vi ricordo che di queste 1000 interferenze, cioè di 1000 case sotto le linee esistenti che vogliamo smantellare, ben 400 sono presenti a Scorzè. Perché interessarsi di questo solo adesso? Vi preoccupate degli abitanti Non sotto adesso, gli elettrodotti solo adesso? da 10 anni. Che avete in mente di fare quello nuovo? Sono 10 anni che ce ne occupiamo e stiamo cercando di 10 anni a convincere gli enti locali a fare questo. Interrotta. L'altra cosa che è giusto dire è che il collega, come dice Motawi, è questa: non ricorda mai che gli elettrodotti che si vanno a smantellare sono elettrodotti a media tensione, 120.000, alta tensione, 120.000. Bravo. E il pistolotto che ci volete dare invece ne ha 380.000. Bisogna anche ricordare questo, perché c'è una bella differenza, perché questo nuovo è ad altissima tensione, gli altri sono ad alta tensione. E per quanto riguarda i campi 220 kW è altissima tensione, come lei sa l'altissima tensione è 380 kW e 220 kW, quindi sono altissima tensione. Comunque non mi può dire che è la stessa cosa. Comunque sono minori, sono rispetto 100 a volte superiori, stiamo parlando da 136 a 1800, rendiamoci conto, sono più di 100 volte in più. Elena, direi che vuoi dare la parola a Pellizzato, altrimenti io comincerei anche a far sentire la voce dei comitati. Vedevo che richiedeva una... Sì, voglio dire... Brevemente, magari... Terna viene qua a farsi pubblicità, lo sta facendo tutti i giorni. No, non viene qua a farsi pubblicità, qui mi permetto... Viene perché li abbiamo invitati noi, non viene a farsi pubblicità adesso, non è che... Non ha detto nulla... Permetteteci anche la correttezza della... Non ha detto nulla dell'interramento, però... No, non ha detto dell'interramento. Siccome sta ricattando i sindaci, sta ricattando i sindaci rispetto all'opinione pubblica. L'ha appena detto adesso Motawi, 400 sono a Scorzè. Ha minacciato il ricatto e poi l'ha fatto, per piacere. Ha minacciato il ricatto e poi l'ha fatto, intendendo mettere in difficoltà i sindaci rispetto al fatto che non sono loro che non vogliono togliere le linee. Adesso facciamo rispondere i sindaci su questo, se si sentono ricattati o meno. Non usiamo parole che poi magari ci ritornano. I sindaci lo hanno espresso. Sì, glielo facciamo dire, sono qua. I sindaci lo hanno espresso tutti nella riunione di paese del 2010. Tutti hanno espresso questo, quindi non è che ci sia una cosa diversa. Poi sono qua giusto perché sono presenti. Allora, io vorrei dire 3-4 cose. Sì, 3-4 però veloci. Purtroppo, no, cerchiamo di sintetizzare, altrimenti i colleghi non parlano mai, però. Perfetto, poi... questo è vero. Questo bisogna dirlo anche quando parla Motawi e i colleghi non parlano mai. Sì, dobbiamo anche dire però che è uno, certo, però siccome ci interessa sapere come funzionano le cose, lo chiediamo a chi ha la competenza di spiegarlo. Però credo sia... potete essere d'accordo o no, in ogni caso cerchiamo di dare la parola a tutti. Pellizzato brevemente, per cortesia, così diamo la parola anche agli altri comitati. Ci sono talmente tante cose. Allora, parliamo due dati di costi. Terna è un'azienda privata, perché se fosse pubblica il debito suo sarebbe pubblico, quindi è un'azienda privata. Sì. Precisiamolo. Il 70% dell'azionariato è privato, di cui circa il 40% è estero. Dentro c'è Generali, ci sono azionisti privati, c'è Minozzi. Capiamo dove vuole arrivare. Il punto di Terna qual è? Terna gira intorno, ma in realtà il problema suo è il costo. Terna vuole guadagnare subito, perché se spende 3 volte quello che costa l'elettrodotto interrato, l'elettrodotto aereo, è chiaro che ha un'esposizione finanziaria molto più elevata e il ritorno gli arriva in 10 anni, il risultato lo vuole fare subito. Questo è il primo dato. Adesso non posso darvi i dati. Terna ha fatto il 67% del fatturato, è stato l'utile del 2009. Nel 2009 l'utile suo è stato il 67% del fatturato. Nel 2010 è una crescita del 34% dell'utile. Nel 2011, sino a settembre, è al 6%. Quindi è un problema di marginalità. È un problema di costi. Va bene, adesso torniamo un attimo. Sì. Io vorrei dire una cosa, due dati. Il primo dato è questo. Sì. Il costo dell'elettrodotto, dell'interrato, va dal 2 alle 3 volte. Poi
questo è un documento Quindi 3 ufficiale. volte in più c'è qua bisognerebbe avere un riscontro oggettivo, purtroppo noi non siamo dei tecnici, quindi ci affidiamo un anche attimo. a chi... Arriviamo subito. Uno è questo dato, il secondo, l'incidentalità. Ma da dove vengono questi dati? Ve lo dico subito. Perché questo questo è il problema fondamentale. L'incidentalità è misurata in un delta che mi dice che c'è un guasto ogni 40 anni per 20 km di elettrodotto interrato. Sa da dove arrivano questi documenti? Questo documento arriva... È dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha messo in campo con un progetto, un progetto numero 7, finanziato dall'Unione Europea, e partecipa la RSE, la Tecnofi, il Politecnico di Torino, la Commissione Europea, il Direttorato di Ricerca, Francia, l'Università di Vienna, la TU Olanda. No, aspetta, è molto interessante questo. La Technische Università di Dortmund, la Tennet, poi la Prismian, la Verbund, la Canlo, aspettate, l'Università di Dresda, l'Università di Lubiana, l'Università di Madrid, l'Università di Manchester, la RTE e Terna. Va bene, ci ha dato Ma questi dati... Colpo di scena. Io vorrei vedere il documento ufficiale, qua stiamo parlando di pezzi di carta che sfogliamo. Sì, voglio vedere i documenti ufficiali. Dopo il limite, scusami Elena, dopo il limite ve li scambierete, abbiamo però una telefonata. Abbiamo Pronto? anche la possibilità dopo di verificare... Sì, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Niente, io sono un cittadino di Scorcè, abito a Scorcè, tra due linee, un 220.000 e un 130.000 se non ricordo male. Niente, io ho capito che l'alta tensione naturalmente fa male, che i campi magnetici, che tutto insieme di situazioni, conosco gente che ha linee come se non viste su alcune fotografie, invece chiamare slide, tutti siamo in Italia, alcune fotografie, alcune immagini che vedete da voi, che ci sono i pali in giardino, ma là ci sono quelle concessioni edilizie da quanto parte mia, perché le colpe sono sempre... Bisognerebbe sentire tutte le campane come sono fatte. Ho visto anche un fulmine, io ero piccolo, che ha tagliato un filo sopra le scuole elementari, mi ricordo la scena. Tutto insieme di situazioni che possono portare pericolosità. Però io vorrei dire una cosa. Prego, sì. Interare, io ripeto, amo l'ecologia e rispetto all'ecologia, per interare ci sono dei costi altissimi. Io mi sono un po' informato, documentato per i fatti miei, internet o biblioteche, perché ormai internet sono biblioteche, leggere. Interare ha dei costi altissimi. Io vorrei invitare della gente a fare una prova, andare a pescare, se qualcuno è amante della pesca, dal canale che da San Giuliano, con una piccola barchetta ci vorrebbe, da San Giuliano va a Venezia. Là c'è una linea interrata che non so di quanto sia, è abbastanza interrata, perché ho dei racconti di chi l'ha interrata, visto che ho delle conoscenze all'interno della SAD, dei familiari vari. L'amo non sta fermo, la barca non sta ferma, c'è un'emissione probabilmente di campo magnetico, adesso non so, perché questo non sono naturalmente un scienziato per dirlo, un informatore, non sono informato tale, che la barca non sta ferma, si muove, e soprattutto su quel punto dove c'è il raccordo interrato non c'è nessun tipo di vegetazione. Dunque può essere anche un risanamento per le alghe, per carità, però vuol dire che le cose interrate vanno interrate fatto bene, e soprattutto con l'economia che abbiamo adesso penso che le spese per interrate che costa tantissimo, perché il signore che sta parlando con la maglia rossa quindi lei appoggia in questo caso, dovrebbe veramente informarsi, ma informarsi molto molto meglio, al di là delle carte che ha scritte. Il costo di interare sta dicendo che quindi il progetto di farlo in via aerea è migliore in questo caso, cioè non riesco a capire. Adesso la gente che apre il microonde ha più smog dentro casa che quello che ho sopra casa io. È un'altra cosa devo dire. Se adesso una famiglia resta senza corrente 2 ore, si va in panne. Insomma, la piazza è aperta, però è aperta a tutti, anche a chi chiama da casa. Anche chi chiama da casa. Ci si presenta. Ci chiedono di chiederle il nome. Di chiedere il nome, esatto. Lei può darci il suo nome?
Certo, Marco, discorsa. E cognome? Il cognome dopo. Marco di Scorzè, in quale zona abita, giusto per capire anche, visto che qua ci siamo... È vicino alla casa di riposo. Vicino alla casa di riposo. Non dice il cognome. Va bene, va bene. Siamo tutti noti qua. Nome, Intanto grazie per la Vittorio sua Pelizzato, Andrea Zanoni, e questo però dice solo il nome. Io andrei da Mario Zanardo, Comitato di Paese Ambiente, anche Paese è nel tracciato di questo elettrodotto. Sentiamo che è la vostra posizione. Allora, buonasera. Qui si è parlato di costi, si è parlato di salute, si è parlato di norme e difficilmente ci si mette d'accordo, perché costa 3 volte, costa 10 volte, 0,2 microtesla, no, 10, no, 100. Allora, e poi ci ricordiamo di salute, dove vorrei che qualcuno facesse il prezzo. E credo che qua sarà difficile per tutti. Non ci metteremo forse d'accordo sui numeri, ma quantomeno vorrei che potessimo metterci d'accordo sui principi. Io vorrei chiedere a noi e anche ai telespettatori, voi, perché da quel che abbiamo capito Terna ha detto io lo farei anche interrato, ma vi costa 10 volte di più, per me è lo stesso, vuole pratica che ce lo farà pagare con le bollette o ho capito male? Allora il discorso è, ma voi e noi, per risparmiare magari qualcosa, non so quanto, perché qua non siamo neanche d'accordo su quanto, no? Potremmo risparmiare sulla nostra bolletta, no? Siete proprio disposti ad accettare e ad imporre che qualcuno abbia a pagare del suo svalutazioni di case del 20, 30, 40% o addirittura dei suoi terreni, o peggio abbia a pagare anche in termini di salute? Come vi sentite ad affermare questo? Poi si dice che l'interrato tutto sommato non porta via tutti i danni. Abbiamo capito che comunque quantomeno li riduce e li riduce in maniera drastica. Certo, se ci cammini sopra è quasi peggio che camminarci sotto. Io credo che ci sarà comunque un po' di prudenza su questo, si camminerà sopra né adulti né bambini. Aggiungo una cosa che riguarda la salute, perché qua si parla del elettrosmog praticamente, e quindi campo elettromagnetico. C'è una cosa che io vorrei dire e che vorrei prima o poi fosse smentita da qualcuno, perché se non venisse da uno studio del Parlamento europeo potrei quasi pensare che fosse una bufala. Vorrei fosse smentita prima o poi, quando questo studio dice, ed è del 2001, quindi il tempo per smentirla forse c'era tutto, dice cavi aerei e ioni. Questo tipo di linee elettriche produce infatti particelle cariche che si fissano sul particolato e gli agenti inquinanti presenti nell'aria, che a loro volta si fissano sulle persone, ok? Viene inalato, sulla pelle si fissa, e in qual caso, quando viene inalato, si fissa nei polmoni, ok? Si fissa nei polmoni, in virtù della sua carica. Io penso magari a paese dove si vorrebbe mettere un po' di queste linee aeree, ok? Penso alle discariche che ci sono, oltre al traffico naturalmente, che quello c'è un po' dappertutto, e quindi anche qui a Cappella. A territori che sono già abbondantemente dove, fra l'altro, appesantiti da altro. Esatto, ma penso a paese dove fra l'altro con tutte le discariche che abbiamo, sulle quali le regole propriamente non sono state rispettate, no? E mi figuro cosa può succedere. E io dico, ma per quale motivo non dovremmo puntare prima a un percorso diverso, un percorso che era già stato provato, e secondo me la via dell'autostrada dobbiamo riprovarla, e soprattutto interrato. Allora,
Chiedono ancora una volta che le alternative vengano prese in considerazione, alternative che erano già state prese in considerazione e poi lasciate da parte. L'interrato torna ad essere una richiesta forte del territorio. Noi tra pochissimo apriremo l'ultima parte, cerchiamo anche magari di trarre qualche, se non conclusione, qualche punto fermo da questo dibattito. Tra poco. In diretta, siamo a Cappella di Scorzè per una puntata davvero ad alta tensione. Questa sera parliamo di elettrodotto trasversale Veneto, ultimo blocco, quindi ultima mezz'ora di trasmissione per parlare insomma di questa grande opera che nell'ipotesi dovrebbe attraversare due province, un'opera che desta anche più di qualche polemica, l'abbiamo sentito prima, infatti la piazza è infervorata. Una di queste è Paola Tonellato del Comitato Volpago Ambiente, che ritroviamo nella nostra piazza, del resto insomma ci fa piacere, perché Volpago Ambiente, perché questo elettrodotto finirebbe proprio più o meno a Volpago. Perché Volpago è come Cappella di Scorzè, siete al centro di Casello, tantissime Pedemontana, Cave, elettrodotto Sandrigo Udine, costruito nell'89, e ora il Scorzè Volpago. Ma quello che ci preoccupa, Scorzè Volpago, la stazione elettrica, 12 campi di terra, ma soprattutto quello che è nei programmi di Terna, ma che non compare nelle sue comparazioni del verde, rosso e giallo, dottor Motavu, è che da Volpago poi si andrà su a Soverzene, come è nei vostri già piani, e da Soverzene su. E fatalità, il 220 che da Soverzene va a Scorzè attraversa il centro abitato di Selva, perché nel frattempo, dal dopoguerra, non so da quando, che è stato fatto quel 220, credo per alimentare Marghera, no? Nel frattempo la frazione di Selva a nord della statale si è ampliata. Quindi quello che mi preoccupa, perché io li ascolto i conti che fa delle case, di questo e di quello, però siccome c'è quella politica un po' dello spezzatino, che intanto prendo in esame un pezzetto, Volpago Scorzè o Scorzè Volpago, poi prendo in esame Volpago e Soverzene, e avanti, qua il conto non mi torna. Io che sono una cittadina di Volpago con il resto delle persone che abitiamo là, vorremmo un po' contare qualcosa nel nostro territorio, contare qualcosa su quello che è il futuro della nostra vita. Noi là ci viviamo, paghiamo le tasse, non è colpa nostra, diciamo, o lo è anche in parte, ma allora faremo un discorso filosofico del perché ci siamo trovati con un Veneto che è quasi una città metropolitana, case dappertutto, fai un'autostrada, assassini la vita a migliaia di persone, devi fare un'infrastruttura di questo tipo e ne becchi altrettante. È per questo che stiamo qua a parlare delle alternative possibili, per poter continuare a vivere decentemente nel nostro territorio, perché ormai è fatto così e non potremo cambiarlo. Le case stanno dove stanno, continuano a costruire a 50 metri dall'autostrada, perché o la superstrada, come diciamo noi. Quindi la gente, non tutti sono consapevoli, ma chi lo è e si informa. E mi chiedo scusa prima per il bisticcio del tecnico super parte, perché a me chiaramente è una storia vecchia, questa non riguarda la persona qui presente in sala. Anch'io so che a 20 metri non c'è più pericolo e a 200 nel cavo aereo bisogna arrivare, perché avete presente un picco che va su? Avete presente una piramide che va su molto ripida? Quello è il comportamento dell'inquinamento del campo elettromagnetico. Avete presente con un raggio di 200 metri parte per parte? Quella è la campana dell'inquinamento elettromagnetico. Sono due modi completamente diversi. Allora, mi dispiace che c'è stata una concomitanza di date, perché stasera a Volpago c'era un'interessante serata dove c'era il dottor Morando Soffritti dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che parlava proprio dell'inquinamento di campi elettromagnetici sia da elettrodotti che da telefonia mobile. Insomma,
ribadisco il concetto ben espresso anche dall'assessore di Venezia provinciale. Noi vorremmo continuare a viverci nel nostro territorio, ci abbiamo investito tantissimo, noi non ci facciamo le case di legno come spendiamo anche centinaia di migliaia e diamo lavoro a chi fa tubi, radiatori, fotovoltaico, impianti, facciamo impresa noi con le nostre case. Noi facciamo lavorare tantissima gente con la nostra cultura di farci le case così. Mannaggia a noi chi ce l'ha insegnato, e dopo ci arrivano ste scelte. Qui non c'è ragione di Stato, non siamo più in quel tempo, non c'è più il dopoguerra, come diceva l'ingegner Motavi, ci sono dei paesi in cui è importante arrivarci con la corrente. Ora ci dobbiamo arrivare bene, perché noi non ci vogliamo né ammalare né star male né vedere rovinate le nostre cose. Poi avrei 1 milione di altre cose da dire come tutti quanti, ma mi fermo perché è giusto che parlino anche i sindaci. Grazie. Grazie Paola, è giusto che parlino anche i sindaci. Abbiamo una telefonata, mi dicono. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, sono Aldo Togni, chiamo da Volpago del Montello. Ah, forse è proprio il medico che citava... No. Ah, allora, benissimo, allora i volpaghesi hanno voluto interagire con la nostra diretta, ci fa piacere. Dottor, ci ripete il nome? No, Aldo Togni. Aldo Togni, no, sì. Non c'entra. Aldo Togni da Volpago però ci chiama. Sì, prego, ci dica. Ascolti, volevo semplicemente aggiungere un dettaglio in merito alla discussione interrato o aereo in termini di costi. È vero che il cavo interrato costa di più a produrlo, se però i conti fossero fatti in maniera globale, come molte aziende fanno, e cioè considerare il fatto che il cavo interrato intanto ha una durata maggiore della linea aerea. Il cavo interrato non darebbe i problemi che abbiamo visto anche in questa occasione di una nevicata un po' particolare, dove si va in giro col manico da scopa a buttare giù la neve perché altrimenti la linea elettrica non arriva. Ma c'è un'altra cosa da considerare, il punto più importante: la tecnologia del cavo aereo è una tecnologia superata. Non c'è molto da fare di più, non si può inventare molto. Le tecnologie della via cavo, che sono diverse, perché ci sono diversi tipi di cavo e diverse tecnologie che vengono a fare. La tecnologia di questo tipo alla fin fine ha uno sviluppo che è previsto fino al 2050 e in questo lasso di tempo i guasti su una linea via cavo saranno ulteriormente ridotti, c'è un miglior controllo, ci sarà più affidabilità e alla fine della catena ci sarà anche un miglior ritorno in termini economici. Quindi spesso una lancia a favore del cavo, tutto il resto che è stato detto va bene, aggiungo semplicemente... Lei è un conoscitore dell'argomento perché lo tratta per lavoro o semplicemente è informato, giusto per capire? No, e allora io le posso dire, io sono un perito nucleare a suo tempo. Quindi ha qualche voce in capitolo. Aldo, è stato chiarissimo. Grazie del suo intervento. Poi magari torniamo sul discorso della manutenzione. I sindaci, perché all'ultimo blocco mi scuso anche in un certo senso. Volevo anche spiegare una cosa. Questa sera sono presenti il sindaco di Zero Branco, il sindaco di Casa, il sindaco di Scorzè, perché gli altri che sono stati contattati e con i quali abbiamo tranquillamente dialogato, ma hanno preferito non intervenire appunto perché c'era richiesta da parte dei 9 sindaci coinvolti che sia la Regione ad esprimersi su questo progetto. Però abbiamo qui Mestriner e Feston e con loro vogliamo capire anche la posizione di questi sindaci che sono o non sono stati ricattati da Terna, visto che è stato usato questo termine. Insomma, come vi siete sentiti, come vi sentite? No, e io credo che ci sia un grosso equivoco nel modo in cui viene posto l'argomento, nel senso, e forse siamo un po' all'antica perché qua siamo in campagna, però le scelte politiche devono rimanere alla politica, le scelte tecniche devono rimanere ai tecnici. I tecnici devono venire a dire quanto costa una scelta o quanto fa male un'altra scelta. Poi ci sono gli organi istituzionali, la politica che decide. Io non posso discutere di politica con Terna. Terna non può essere l'interlocutore politico di una scelta.
perché se in questo territorio vogliamo fare i tralicci alti 140 metri con i tiranti, facciamo i tralicci 140 metri con i tiranti, li paghiamo di più. Benissimo, li paghiamo di più. È una scelta. E dobbiamo essere legittimati a fare una scelta. Se vogliamo farli interrati 240 metri sotto il suolo e andare anche sotto le falde, facciamo 240 metri sotto il suolo. È una scelta. L'interlocutore di queste scelte non può essere una società che fa l'elettrodotto. Voi quindi chiedete che l'interlocutore sia in questo caso... E qui guardate, non è colpa di Terna, Sì, o meglio, è colpa di Terna nel momento in cui a livello nazionale si è deciso di delegare ai tecnici una funzione politica, perché questo è un problema nazionale poi anche, no? Il tema è che qui bisogna che le istituzioni riprendano il loro ruolo. Allora, i comuni l'hanno fatto, la provincia di Venezia l'ha fatto, l'ha fatto credo da quello che mi dicono i colleghi anche la provincia di Treviso. Noi chiediamo che la regione Veneto lo faccia e che venga qui e che discutiamo con qualcuno eletto dal popolo che si assume le responsabilità delle scelte, perché se questo elettrodotto fa diminuire del 30% il costo dell'energia, possiamo pagare 200.000 cavi interrati. Se questo elettrodotto è essenziale per il Veneto, per l'economia, nessuno si tira indietro, però ci deve essere qualcuno che viene qui e che ce lo giustifica e i dati ce li fa vedere lui. Quindi... Cioè il tema qui non può essere ridotto al fatto che Terna viene e dice se fate l'elettrodotto butto giù quelli vecchi, ma il territorio è nostro, non è di Terna. Le bollette le paghiamo noi, non le paga Terna. Quindi... Cioè, c'è un concetto su questo. Poi Terna giustamente ci dia i suggerimenti migliori. Dico, però poi è che la scelta se per Terna definiamo per Terna che cos'è migliore, ci dica cosa costa meno, ci dica quello che vale di più secondo i loro calcoli. È una cosa interessante, hanno la capacità di studio che altri non hanno, hanno la possibilità di fare degli investimenti importantissimi sul problema dell'elettrosmog che dovrebbero fare e fare battaglie su questo se ci credono. Ma il tema è che poi la scelta, la mediazione politica la fa la politica e colpa delle istituzioni codarde, e noi siamo una classe dirigente in questo momento codarda, perché lasciamo fare scelte politiche a organi tecnici. Questo è sbagliato. È chiarissimo. Non so se abbiamo ancora una telefonata in linea, non so se c'è ancora. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Sì, pronto? Sì, buonasera. Sono Luca Saglioni da Belluno, salve. Salve. Sì, io volevo fare una domanda. Sì. Vedo stasera che state trattando l'elettrodotto trasversale in Veneto. Sì. E volevo capire una cosa. Il Soverno e le Scorfè, praticamente da Belluno, vogliono fare un collegamento fino a Scorfè di un elettrodotto di 380 kilovolt. Pronto? Sì, la stiamo ascoltando. Sì. Ecco, ma qui non se ne parla assolutamente. Io vedo stasera che voi ne state parlando per la zona del Treviso, ma nella zona del Bellunese nessuno assolutamente ne parla e non ne stanno proprio parlando assolutamente. Io volevo capire come mai, visto che vogliono creare un altro, praticamente la Linz Cordignano Vecchia, la vogliono far passare dalla parte tutta la provincia di Belluno fino ad arrivare a Scorfè e dopo da Scorfè arrivare di nuovo a Cordignano. Allora io volevo capire come mai non se ne parla assolutamente, come ha detto il sindaco, cioè, qui la politica non parla assolutamente di niente, sì. C'è Terna che pian pianino fa tutti i suoi tratti pian pianino e qui a Belluno noi non ne sappiamo assolutamente niente. Sì, è chiarissimo, noi stiamo parlando di questo specifico progetto stasera, però poi insomma se vogliamo se vogliamo capire allora perché è necessaria questa trasversale e capire le linee che collega, però è chiarissimo, questa sera ci siamo concentrati su questo progetto, ma abbiamo anche però il Comitato Friulano proprio per dare continuità in realtà all'argomento. Prima della telefonata però volevo sentire tutti e due i sindaci, abbiamo sentito Mestriner, sentiamo anche Feston di Zero Branco. Sì, io sono un po', come dire, deluso, un po' anche disincantato, perché
Se condivido ciò che diceva il direttore di un'industria, e cioè che l'azienda italiana, ed è vero, non è competitiva e tra i tanti motivi vi è anche il costo energetico, uno dei motivi. E noi abbiamo addirittura bollette più alte rispetto al resto dell'Unione Europea. Non c'è una riga, direttore, non c'è una riga. È uno che ha fatto una parola del dire se questo investimento a fine cae boete oppure no. Beh, adesso gli diamo subito. E questo mi delude un po'. Poi giustamente voi parlate di aziende. Un sindaco, un'amministrazione comunale non può rappresentare solo o soltanto comitati ambientalisti, verdi, cittadini che abitano vicino al problema. L'amministrazione comunale deve sforzarsi di rappresentare tutti i cittadini. E senza aziende fermo a miseria. È altrettanto vero che però, quando che capita uno dei vostri su una cava, vince la cava e perde l'elettrodotto e voi non avete detto niente. E a Terna non si era neanche opposto. Dite il che, fermo ingegnere, fermo, che dopo mi risponde bene a mia sta roba qua. Perché a sentenza del TAR Valtri non che sì. E dove che si doveva fare stazione per pago il Monteo, è il TAR che ha dato ragione al cavatore e si fa cava. In questo modo il sindaco del Volpago e Valpea, fermola ingegnere, fermola. In questo modo il Consiglio Comunale del Volpago non si è più d'accordo. E adesso siamo in 3 comuni contro. Io capisco. Perché il privato legittimamente ha fatto i suoi interessi, imprenditore di un'industria. E vai a venire a dirmi che siamo nati ora i bauchi. Fammi capire un poco. Diamo subito la parola assolutamente a Stefano Miotto, così cerchiamo di rispondere anche a queste provocazioni di No, ma guarda che io in senso buono. Puntuali. In senso buono. Tutti gli interessi che ha da convivere, non solo quelli dei cittadini, ma neanche solo quelli delle aziende. Certo. E di fronte a una percezione di rischio sulla salute e di tutela di luoghi dove che viviamo, con figli più alti del campanile scandolare, caro dottor, mi credo che necessità delle aziende, peraltro di 10 anni fa, fermate dal Consiglio della Regione Veneto, ingegnere, con le firme di tutti i paesi interessati, E non ho mai capito perché dopo si salta da qua. Ogni tanto vieni fuori dopo un anno, ve fe veda, ma era anni che gli arrivanti prima, gli dito vai, 10 anni di concentrazione su DA, su sinistra Piave, poi perché avevamo perché mi non trovo nessuna comunicazione ufficiale che Terna rinuncia a quel progetto. Passate di qua, mi sono carte e non trovo niente. Lei saprà più di me, ma qui a concertazione si andava a finire così, no, ripifata, e adesso si da qua. Mi so dell'idea, se è necessario, qualcuno venga a dirmi, io ciò. Non sarà mia Roma che viene a dirmi che il sviluppo del nord-est ha bisogno. Butto che non siamo buoni di dirsi tra noi altri. Butto che la nostra classe dirigente non sia in grado di dire se ha bisogno o no. Abbiamo bisogno che Roma venga a dirmi che ha bisogno. Bravo. E se no voi vediamo che due sciafoni, come si fa con due a te in pratica? Darei la risposta a Stefano Miotto. Sono puntuali le domande, quindi insomma questo... Sì, mi sento un po' come un tifoso del Milan in un Interclub, quindi capite insomma una certa difficoltà, ma al di là di quello, le considerazioni, io ho potuto prima dire 2 cose, una battuta in 30 secondi, adesso scusate amplio un po' il concetto. Con lo stesso senso civico, che io ho sentito molte anche osservazioni, anche da parte dei comitati, che vanno assolutamente ascoltate, che vanno analizzate, che vanno tecnicamente analizzate per vedere i pro e i contro, le modalità, il rapporto costi-benefici, tutto quello che volete. Però con la stessa onestà e con lo stesso senso civico vi chiedo anche di fare una riflessione di questo genere. Noi stiamo parlando di un progetto 2001 e nel 2012 dobbiamo ancora cominciare a iniziare questo progetto. E guardate questo, adesso ovviamente qui tocco un nervo scoperto qui, ma se noi andiamo a vedere il perché abbiamo quel deficit del 60% di energia, è perché non c'è portotolle. Vogliamo vedere da quanto si sta parlando di fare questa cosa, cioè uno dei grandi problemi che noi abbiamo è quello infrastrutturale in generale. Adesso guardatevi cosa sta succedendo, leggete gli articoli anche di oggi sulla Pedemontana, su tutti questi aspetti, cioè il problema di fondo. E poi scusate, entro anche sulla green economy che è stata evocata prima. State attenti perché la green economy, adesso se anche arriveremo al burden sharing, che è quello che potrà produrre in termini di produzione di energia questa regione, arriveremo al 10%
quando sapete che l'obiettivo dell'Unione Europea è del 20%, quindi voglio dire, per riuscire ad arrivare a sviluppare certe cose comporta anche purtroppo, sempre con lo stesso senso civico che chiedo anche a voi, guardate che io abito a Mestre, sono in mezzo alla tangenziale, ho le macchine sotto casa, quindi non è che io vivo in un'isola felice, però guardate dall'altra parte, con lo stesso senso civico analizzate anche questo fatto qui, cioè se dobbiamo arrivare al 20 e siamo al 10, non possiamo dire che il 10 diventerà 100 nel giro di un anno, non è possibile. E ci sono dei costi di investimento, dei costi per realizzare queste cose estremamente importanti. Il fatto però che ci siano dei processi decisionali che durano, io non ho detto se è giusto l'interrato, lo scoperto, io certo, ma anche nella, scusate, grazie Paolo, ma senza microfono non anche nella sente, ci dice che ci vuole più concorrenza per ci vuole più concorrenza, non ce n'è. Ci vogliono anche dei processi molto più semplici, molto più brevi, ci vuole anche molto più senso civico, forse anche da parte di tutti. Guardate, anche questo è un elemento, non possiamo pensare di essere competitivi in questo paese se non affrontiamo anche qualche costo. Questo vale per tutti, scusate, ma questa è una cosa che ci dobbiamo purtroppo mettere in testa. Io non so, e vengo alla risposta al sindaco, io non so se il 30 diventerà 10, 5 o 0, in base a questo elettrodotto, però le so dire, e questo è certo, che le interruzioni ci sono, le so dire che siamo poco infrastrutturati sull'energia in questa regione a livello industriale e questa è una realtà. Poi dopo 30, 0, 10, 5, ma voglio dire, il problema di fondo è che noi dobbiamo fare, cioè questo investimento è utile a mantenere o a provare, perché guardate che io ho dei dubbi che riusciremo a mantenerlo, ma a provare, a cercare di mantenere quel benessere che fino adesso ci ha resi una delle regioni più ricche d'Europa. Quindi con tutto il senso civico che dobbiamo avere come cittadini, lo dovremmo avere anche guardando lo sviluppo economico. E attenzione al discorso della green economy, perché questo comporta dei grandi investimenti e non è che siamo messi così bene, perché gli stessi che dicono sviluppiamo la green economy non vogliono mettere ovviamente i pannelli fotovoltaici a terra perché sono brutti da vedere, non vogliono sviluppare le biomasse perché puzzano e quindi di fatto ci sono, scusate, chiudo dicendo l'idroelettrico, scusate, l'idroelettrico, vi dico il dato consentitemi l'idroelettrico. L'idroelettrico ha 220 milioni di investimenti bloccati in pratiche ferme da 15 anni. Attenzione quando parliamo. E adesso c'è un disegno di legge presentato in Regione, in 7ª commissione consiliare, che dice fermiamoci un attimo, ripensiamo tutto, tanto sono fermi a 15 anni, non è che se ci prendiamo 6 mesi per pensare cambia tanto. Io la fermiamo così non funziona, perché purtroppo i tempi televisivi terminano anche. Io avevo promesso una brevissima battuta a Valerio Ferro del Consiglio Comunale di Scorzè e quindi veramente telegrafici. Telegrafico, Ferro. Grazie. Niente, volevo richiamare un attimo il gioco sull'emotività da parte di Terna, direi mi conceda scorretto, quando manda una lettera ai consiglieri comunali dell'amministrazione dire guardate vi sano 400 fabbricati, in compenso anche se noi andiamo a condannarne 120 è lo stesso, cioè è chiaro che se uno gioca poi con i numeri, ma forse prendo più voti con le 400 famiglie anziché delle 120, quindi ok, andiamo avanti. Io credo che sia stato un gioco abbastanza, fra virgolette, mi conceda il termine, scorretto quello di fare questa comunicazione in questi termini e anche poi pubblicare il giorno dopo nei giornali proprio per mettere nelle condizioni degli amministratori di dire qua dobbiamo anche contare i voti. Forse non sempre si fanno queste scelte. Grazie. Ferro, vedo che ci sono tantissime persone di autorità che vogliono intervenire. Potevate intervenire un po' prima perché chiediamo ai tecnici di dirci se ne abbiamo tempo. Allora, fatele bene le cose, ok? Noi siamo davvero in chiusura purtroppo, rubiamo 2 minuti alla programmazione perché volevo capire questo. Ci torniamo, noi ci impegniamo a tornarci se avete voglia di tornare a dibattere. Se i sindaci chiedono che non si interloquisca con la parte tecnica ma con la parte politica, però in realtà adesso è così, funziona così. Quindi che cosa succede adesso? Se questa concertazione non va avanti, fa un buco nell'acqua, cosa potete fare voi a questo punto? Cioè, cosa vorrete fare voi? Voi andate avanti con il vostro progetto, che è quello di cui abbiamo parlato questa sera, aspettando che la Regione si esprima, e questo è un invito chiaramente anche politico a farlo, però... Allora, noi abbiamo sempre partecipato a tutti i tavoli di concertazione, quindi siamo ben lieti di dialogare con la Regione.
Il problema è che dobbiamo partire in autorizzazione, non è un ricatto, non è assolutamente un ricatto. La lettera ai consiglieri, quello che noi stiamo dicendo come Terna in questa sede è una forma di trasparenza e di correttezza, è un dialogo chiaro, limpido, trasparente. C'è una necessità, bisogna partire. Abbiamo concertato 10 anni. Ancora, se c'è la possibilità di parlare con la Regione, siamo disponibili, ma a breve dobbiamo partire e andare in autorizzazione. Abbiamo un grande desiderio, abbiamo il desiderio di poter portare in autorizzazione un progetto che è completo e che è maggiormente sostenibile. Le province ci chiedono di portare avanti un progetto di razionalizzazione smantellando, sappiamo quali sono le condizioni per lo possiamo fare, non perché lo vogliamo, ma perché ci è imposto, dobbiamo avere degli accordi col territorio. Se non riusciamo a fare questo abbiamo perso un po' tutti. Abbiamo perso noi perché portiamo un progetto non sostenibile o meno sostenibile sicuramente di quello con la razionalizzazione. Il territorio ha perso l'opportunità di togliere le linee sopra le case. Abbiamo visto a quanto sono vicine le case dalle lo sa questo e vi ricordo, diceva bene e diceva la collega del comitato, il tessuto urbano cresce, le linee sono state costruite 40-50 anni fa, non c'era niente prima, adesso c'è questa interferenza con le case. Risolviamo questa interferenza, noi vogliamo risolvere questa interferenza. Non possiamo. Allora, noi dobbiamo purtroppo davvero chiudere. Giulia, ti do subito la parola, ci impegniamo, e lo facciamo io e Giulia Salmaso in questo momento, credo anche Giulia, spero, di riconvocare la Regione e ritrovarci anche con la presenza della Regione stessa, che si esprima anche politicamente e nei confronti dei cittadini che appunto hanno votato anche i nostri rappresentanti in Regione su questo progetto e su questa problematica. Questo possiamo farlo, purtroppo i nostri tempi sono Sì, noi in realtà qua. ci avevamo provato anche questa volta, poi gli interlocutori chiaramente rispondono quando ne hanno disponibilità. Dobbiamo davvero chiudere, non credo che riusciamo neanche a rimandare la copertina idolio, volevamo insomma chiudere questa puntata con un sorriso, però a volte forse il sorriso in questo cortocircuito di posizioni può anche non esserci. L'appuntamento è per la settimana prossima, parleremo di risparmio energetico, quindi in realtà rimaniamo sempre nell'ambito e anche nel territorio. Grazie per averci seguito, grazie alla piazza, grazie ai nostri a Cappella di sindaci, agli Scorsese, assessori e alla presenti settimana prossima con la e agli piazza. ospiti. Buonanotte.